La ludoteca La Fortezza dei Sogni ha organizzato anche per l'estate 2018 nei locali del centro pastorale San Luca di Sora le Ludo Olimpiadi, un'intera giornata dedicata allo sport e alla socializzazione tra i tanti ragazzi che frequentano le ludoteche di centri estivi del territorio. Un'importante iniziativa che prosegue da tanti anni grazie all'impegno dei volontari che operano nella ludoteca, all'insegna dell'integrazione, dell'educazione e del divertimento. La ludoteca lavora durante tutto l'anno, in particolar modo d'estate, creando occasioni veramente per uno stare insieme anche in maniera semplice e anche costruttiva. Le Ludo Olimpiadi sono effettivamente l'esempio, perché c'è una solidarietà fra varie aggregazioni che si occupano di bambini, c'è la possibilità di dare spazio al gioco, a un gioco sano, quindi la costruzione di una identità di gruppo che si relaziona all'identità singola nel percorso della crescita, una ludoteca che offre degli spazi adeguati, interni e esterni, quindi veramente una risorsa preziosa per il territorio, anche perché riesce anche ad integrare situazioni che avrebbero più difficoltà a rientrare in situazioni di aggregazione sana. In questo senso, infatti, quest'anno abbiamo voluto partecipare con tante associazioni a supporto e in rete con la ludoteca, anche con il progetto Prima, proprio perché è un momento molto importante. Alla ludoteca La Fortezza dei Sogni va riconosciuta questa grande valenza territoriale, perché ha la capacità di costruire un discorso continuo con le strutture, con le associazioni, con i servizi sociali, e oggi nella testimonianza ci stanno tantissimi bambini. Abbiamo organizzato spazi di gioco libero, spazi di psicomotricità, teatro delle emozioni, musicoterapia nel pomeriggio, tutte attività che, come vedi, costruiscono l'identità di bambino. Quindi va applauso alla ludoteca. Dopo l'ingresso sulle note dell'Inno d'Italia cantato dai numerosi ragazzi, il parroco della cattedrale, Don Ruggero Martini, ha acceso la fiaccola delle Ludo Olimpiadi, alla presenza dell'assessore alla cultura del comune di Sora Sandro Gemmiti, della referente dei servizi sociali Paola Dorazio, del vicepresidente del Circolo Anziani Comunali Loreta Di Passio e della responsabile della ludoteca La Fortezza dei Sogni Orietta Sarracini. Alle Ludo Olimpiadi ha partecipato quest'anno anche Prima I. Per l'edizione speciale del Sabato del Villaggio, spazio ed eventi dedicati alla comunità educante previsto dal progetto selezionato da Impresa Sociale con i bambini nell'ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile, si è scelto di valorizzare il rapporto tra generazioni diverse, mettendo al centro il ritorno alla semplicità grazie ai giochi di una volta. Per far sì che questa comunità educante, questo tessuto di relazioni possa crescere in maniera fattiva, abbiamo immaginato una collaborazione con i nonni del nostro territorio. Abbiamo quindi invitato i partecipanti, i soci del centro anziani, chiedendo il loro apporto e il loro ausilio per fare quelli che erano i giochi della tradizione, i giochi di una volta, i giochi classici che oggi purtroppo i bambini non conoscono più, quindi la campana, la corsa con i sacchi, 1, 2, 3 stella, e abbiamo pensato anche a un gioco più tranquillo, visto insomma le ore un po' più calde, che sono quelle che i famosi nomi, cose, città, però magari fatti in dialetto, per riscoprire anche questa cosa importante della lingua dialettale che i bambini di oggi purtroppo stanno perdendo. Alla nostra età non si aveva tutto quello che si ha oggi, però ci si divertiva lo stesso, facevamo la campagna, facevamo con la corda attaccata al portone, si faceva l'altalena, poi si stava tutti quanti insieme i bimbi, non eravamo bimbi, eravamo ragazzi, si stava bene tutti quanti.